ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente stradale nella notte ad Alcamo in provincia di Trapani, dove un giovane alla guida di una moto si sarebbe schiantato su un'auto. È accaduto lungo Viale Europa. Ad avere la peggio a seguito dello scontro sarebbe stato proprio il 18enne, attualmente ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo in prognosi riservata. Indagini sono in corso sulla dinamica del sinistro. E ancora un incidente nella notte, questa volta ci spostiamo a Palermo intorno all'1 in via Malaspina. Un 37enne alla guida di un Audi A4 avrebbe perso il controllo del mezzo finendo su alcune auto in sosta. La vettura subito dopo il violento impatto con gli altri mezzi si è ribaltata, l'uomo è rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Sconosciute al momento le sue condizioni di salute. Ed è cominciato con il deposito da parte della Procura di Marsala di nuovi documenti il processo all'ex pubblico ministero Maria Angioni, accusata di false informazioni. Per oggi è prevista la requisitoria. La donna, che nei mesi scorsi si è dimessa dalla magistratura, non è presente in aula. Angioni, che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita da Mazzara del Vallo l'1 settembre del 2004, avrebbe mentito alla Procura di Marsala. Era finito ai domiciliari un 42enne di Via Grande in provincia di Catania, indagato per i reati di maltrattamento in famiglia ed estorsione. Dopo 3 giorni è invece finito in carcere. L'uomo si sarebbe reso responsabile di continui episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti del padre e della madre, rispettivamente di 71 anni lui e 64 lei. Il 42enne maltrattava i genitori per avere in cambio i soldi per acquistare la droga. È tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti nel pomeriggio alle ore 16. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.